Allora, ripartiamo. Le do subito la parola, avvocato, però prima volevo sentire, prima di riagganciarmi subito con lei, perché lei ha citato gli imprenditori, eccetera. Sposato, lei è comunque un imprenditore, ha contatto soprattutto con molti imprenditori, così ha un sentire di come stanno andando un po' le cose e che cosa desiderano, si auspicano gli imprese che si avvalgono ovviamente della vostra collaborazione. Che cosa può dire a riguardo? Se lui ha Senza il chiesto fatto... un'ora e mezza, io ne voglio tre adesso. Non ne veniamo fuori. No, io mi In modo permetto che di... analizziamo, giustamente li ha tirati fuori Preme- e ce li abbiamo qua. Premetto che non conosco ovviamente i termini della legge, Se dei ne farà una progetti cultura in di questa serata. legge 392 e 342. E quello che mi chiedo però, mi faccio delle domande, ecco, in merito a quanto è stato detto. Cioè, è 4 anni che c'è la giunta regionale, insomma, quindi in 4 anni un governatore della Lega che si presume abbia un certo tipo di interesse nei confronti della regione che governa, e che non è sicuramente, non dovrebbe essere sicuramente statalista, e in qualche maniera o è stato imbrigliato o non si è mosso. Certo è che mi domando anch'io come mai adesso al termine del mandato, quasi al termine del mandato, c'è questo desiderio, ecco, sono delle domande che mi pongo. Ecco, mi domando anche come si concilia con l'eventuale abolizione o modifica del titolo quinto della Costituzione questo discorso della indipendenza del Veneto, ma poi insomma Non c'entra sicuramente niente. sentiremo, non mi Ma No, risulta, glielo però dico ecco, io così, da le evito profano dubbi. La risposta è secca, non ecco, c'entra poi nulla. dopo, e quando prima ho sentito dire ma il popolo che si manifesta, c'è sempre qualcuno che ha delle iniziative. Quindi l'osservazione che ha fatto il consigliere, che ho avuto modo di conoscere stasera, è anche la mia, dico come mai, è vero sì che il popolo viene sollecitato, però ecco come mai, cioè da cosa parte? E sono tutte domande che mi pongo, attento, non è che sono riflessioni che forse non mi darete delle risposte. E per quanto riguarda invece ecco, l'attività diciamo, da impresa, considerate che io sono uno dei maggiori contribuenti del mio comune, Padovano, ho un'azienda di rilevanza nazionale a livello internazionale che dà lavoro a 9.000 persone, quindi insomma sono anch'io interessato a sapere in che maniera, nell'eventualità dovesse esserci l'indipendenza del Veneto, che tipo di vantaggi posso avere io come imprenditore. Perché è evidente che nell'immaginario collettivo l'indipendenza dovrebbe portare, oltre alla manifestazione delle proprie tradizioni, che penso siano importanti, peraltro che io ho amato e amo del Veneto, ma dovrebbe anche portare dei vantaggi di carattere finanziario, di carattere sociale, di carattere economico, di sviluppo e quant'altro. Ecco. Quindi è chiaro che sono interessato come imprenditore, come persona che vive qua in questa bella regione. E, certo è che quando andiamo all'estero c'è l'unica cosa che ci riconoscono ancora è l'impresa, ecco. Non siamo sicuramente il massimo dal punto di vista dell'immagine politica, dal punto di vista della corruzione o di quant'altro, insomma, però il nostro prodotto è senza dubbio un prodotto che obiettivamente ha pochi concorrenti, quindi è questo quello che come impresa credo che sia importante mantenere. Cioè, dice il Made in Made in Italy in Sì, sé per sé come unità, come sistema produttivo è beh, potrebbe considerato. anche essere il Made in Veneto, cioè io come imprenditore potrei dire che potrebbe essere il Made in Veneto non è un problema questo, no? Però non conoscendo i dettagli di quello che dovrebbe essere, Adesso vediamo di più. che spero che non siano solo, come diceva prima il consigliere, solo delle iniziative per cavalcare in questo momento il malcontento che c'è a livello nazionale, perché Chiarissimo. anch'io temo questo, riservandomi naturalmente di conoscere magari anche questa sera stessa, sentire qualche dettaglio in più in merito a questo che dovrebbe essere un progetto di legge almeno interessante, almeno da ascoltare, da osservare. Assolutamente. Quindi un'altra scarettata. Dopo la faccio parlare Certo, adesso, dopo tocca a certo. Tomasi con altre osservazioni. Prego. Ah, Avvocato posso Sì, sì, rispondere sì, immediatamente, sì, ma credo che assolutamente.
il punto di vista dell'imprenditore sia rispettabilissimo e anzi meriti la massima attenzione e una risposta immediata. Le cito solo un dato che è stato illustrato anche a Castelbrando del convegno internazionale che abbiamo fatto sabato, tra l'altro offerto su dati ufficiali di Banca d'Italia e dei ministeri della Repubblica Italiana, quindi dati ufficiali elaborati da Unioncamere. Nel primo anno di indipendenza avremo un aumento del PIL in Veneto del 12,2%, quindi lei faccia i calcoli sulla sua azienda, cosa vuol dire? Avrebbe una riduzione delle tasse non straordinaria, eccezionale, perché noi paghiamo un terzo delle tasse che paghiamo e un di più che non ritorna in servizi, è il famoso residuo fiscale. Lei sa cos'è il residuo fiscale, no? Noi paghiamo 70 miliardi di tasse e in servizi ne vengono 41, più ne paghiamo 9 anche di interessi sul debito pubblico. 20 più 9 fa 29, quasi 30 miliardi diviso 5 milioni di cittadini, sono quasi 6.000 euro a cittadino veneto, bambini e anziani compresi, quindi non solo lavoratori, che ogni anno vengono depredati, forse un'espressione anche troppo generosa, potremmo usarne più adeguati. Siamo come una colonia, dicono gli esperti, per cui tutto questo rimarrebbe sul territorio, vuol dire minore pressione fiscale, ma non di 1 o 2 punti. Ridurre la pressione fiscale da 68,6 che abbiamo attualmente, secondo i dati di Befera che io stesso ho sentito, ci sono punte anche superiori. In Veneto magari al 25%, lei capisce cosa succede? Bisognerà addirittura, come un assetato nel deserto, ridurre un po' alla volta questi benefici, perché si rischia di ammazzare per eccesso di benessere. C'è una cosa pazzesca, lei pensa cosa dobbiamo architettare? Un imprenditore ci capisce in un attimo questo. E gli esperti che avevamo a Castelbrando, ne cito solo uno, un economista di fama mondiale, consulente del Fondo Monetario Internazionale, docente all'Università di Parigi alla Facoltà di Economia, che si chiama Pascal Salin, ha detto che il Veneto darebbe tranquillamente da bere, come si usa dire con un'espressione molto, molto da bar, molto pratica, a Singapore, in realtà come Singapore o come la Svizzera. E questo gioverebbe all'Italia, perché aggiungiamolo subito, perché immagino che nel pensiero ovvio, legittimo di chi ci ascolta c'è un atto di egoismo, allora lo fate per puro egoismo, per interesse. No, non è vero, che l'Italia disarticolata che comincia a avere il Veneto indipendente obbligherà quell'apparato della burocrazia statale che ormai ha pervaso le istituzioni a sciogliersi e a lasciare spazio alla volontà dei cittadini di una nuova riorganizzazione dei territori italiani, con benefici per tutti, con immediato abbattimento di quelli che sono gli strumenti della corruzione. Perché ci sarebbero leggi nuove, più vicine ai cittadini, non ci sarebbe più la burocrazia. Mi perdoni se vado a flash, ma una domanda così intelligente, così pertinente, così opportuna meriterebbe articolazioni e dettagli più precisi. Penso che le basti come imprenditore quello delle tasse ridotte al 25% e quello del PIL che aumenta del 12%. L'unica cosa è su questo tipo di dati vengono fuori, cioè ecco, quando si parla di economia ci sono degli ingredienti, uso un termine semplice, che sono la moneta, che sono le materie prime, che sono la capacità industriale. Ecco, questo tipo di valutazione è stata fatta con i parametri di capacità attuale della nazione o di quello che dovrebbe essere la capacità del Veneto? Con la realtà attuale, quella sofferta, con le palle al piede dell'Italia se vuole, con una incapacità di avere istituzioni, strumenti, legislazione per adeguata. esempio, quando io compro l'energia, una cosa è comprarla per un discorso, cioè in base alle quantità che compri, chiaro che diminuisce, no? Quindi una cosa è acquistare, fare dei calcoli sull'acquisto di uno dei parametri dell'economia che è l'energia, che si basa su una raccolta, un utilizzo nazionale, una cosa è farla in Veneto. Ecco, no, ma è solo una domanda tecnica questa, per capire dal punto di vista della ricerca che come... Anche quella dell'energia è stata studiata, ma non vorrei perdermi su questi passaggi. Prego. Tomasi, prego, Presidente. Questa è un'epoca dove si assiste a tutta una serie di studi, di documenti, di una parte che sostiene che sarebbe un grande beneficio, di una parte che dice che alla fine, insomma, non... recentemente insomma, la stampa si è un po' sbizzarrita da questo punto di vista. Io registro questo, che c'è una nazione, una repubblica che si è data delle leggi e dentro queste leggi ovviamente noi dobbiamo muoverci. Non credo che ci sia nessuno che si può permettere di andare al di fuori di questo perché altrimenti è un'altra cosa.
credo che ci siano delle spinte autonomistiche e autonomiste che partono da tempi non certamente recenti, c'è una condizione sociale e credo che dentro a questo contesto un paese serio deve trovare quella che è la soluzione più equilibrata e ovvia per il paese nel suo complesso. Io non sposo l'idea indipendentista, credo che l'autonomia sia un obiettivo serio da dover raggiungere, non solo per soddisfare, come si può dire, quello che è, o meglio, affrontare una questione legata al gap fiscale, per capirci, no? Si porta sempre in campo la questione di 21 miliardi oggi di saldo che dovrebbe rientrare nel Veneto. La nostra regione solo recentemente, nella storia recente, moderna, ha raggiunto un certo benessere, per capirci, è diventata una regione che ha certamente una forte propensione industriale di produzione di ricchezza. È passata attraverso una storia dove la pelagra e la malaria erano il denominatore comune del nostro popolo, per capirci. E credo che oggi ci sia la necessità di non approfittare di un sentimento che può essere anche giusto ma deve essere spiegato in modo chiaro, non deve essere strumentalizzato. Anch'io condivido che a un certo punto qualcuno ha visto questa opportunità di inserirsi sul piano politico, perché altrimenti non è spiegabile perché nel momento in cui si è governato assieme ad altri compagni di viaggio non si siano assunte alcuni provvedimenti legislativi che cambiava questa condizione. E credo che ci possa appunto essere una strada per raggiungere l'autonomia, per cercare di diminuire quello che è l'impatto dello Stato sulle regioni, sulle popolazioni, sugli enti locali, sul fatto, diciamo, dell'organizzazione industriale, sulla burocrazia e via dicendo. Perché poi, guardate, che fosse autonomo o dentro la Repubblica Italiana, ci sarà sempre un popolo veneto di ricchi e un popolo veneto di poveri. Questa è la condizione che comunque si creerebbe. Io non credo a questa chimera che viene presentata, no? Diventeremo tutti più ricchi. Non sarà così. E credo che da questo punto di vista, storicamente dimostrato, ancorché ci possa essere un'organizzazione democratica, un'organizzazione che permetta che tutte le persone abbiano come si può dire, un livello di benessere da raggiungere, ci sarà sempre comunque una forte differenza, perché questo sta nelle cose. Allora, parto dall'esperienza degli enti locali. Noi abbiamo avuto una serie di cambiamenti dove prima effettivamente, soprattutto prima del 90, prima della 142, eravamo una organizzazione, diciamo, che dipendeva totalmente dallo Stato. Nel 142 abbiamo acquisito un po' di maggiori diciamo, poteri dal punto di vista dell'esercizio delle funzioni, le abbiamo raggiunte ancora un po' di più nel 2000 con la 267 e stiamo andando oggi a quello che è, almeno sul piano finanziario, con la definizione di quelle che sono le imposte locali. Probabilmente se riusciamo a sfondare anche sul piano del trattenimento delle risorse totalmente diciamo delle imposte sul piano locale, avremo anche maggiore ricchezza come comuni e soprattutto non dipenderemo da Roma. Ricordo che siamo passati da circa 18-20 miliardi di euro oggi di trasferimenti a 6,5. Quindi si è ridotto drasticamente. Qual è il problema? Che lo Stato nelle diverse stagioni ha fatto pesare sul piano locale le imposte rispetto a quello che era la diminuzione che doveva essere conseguentemente sul piano nazionale. La interrompo un attimo in modo che possiamo dare anche gli strumenti di comprensione, perché lei ha posto una questione che secondo me può risolverci il nostro studioso di storia veneto Gianfranco Cavallin, perché ha detto queste spinte autonomistiche da quando partono, da dove vengono, e quindi vorrei dare a lui la parola proprio per rispondere alla prima istanza, perché giustamente sono quelle che anche molti che ci ascoltano dicono: ma dove viene fuori tutto questo? Io sono veneziano e io sono trevigiano anziché di Rovigo, quindi vediamo un po' di capire insieme, lei che ha fatto anche uno studio. Poi naturalmente voi che siete qua presenti, anche gli avvocati, dopo vi interpellerò per la vostra competenza, se volete intervenire intervenite, prego. Certo, la risposta mi sembra semplicissima.
direi da sempre. I Veneti sono, direi, un popolo che da sempre è un popolo che è nato con l'idea nei cromosomi del federalismo, ma non lo dico io, lo dice la storia. Per cui questa richiesta di indipendenza non è altro che una richiesta che spetta dal punto di vista storico. Basta pensare che già coi Romani i Veneti erano dei federati. Poi addirittura quando parlano dei Veneti, gli antichi, basta pensare a Polibio già nel secondo secolo a.C. che dice che sono un popolo antichissimo dotato di lingua propria, stanziato nei suoi territori da tempi immemorabili. Ma di questo non c'è più memoria in questo momento. Cioè in questo momento chi magari ci sta a sentire ha la memoria del presente, del passato immediato, e poi tutti i giovani che hanno fatto la differenza anche quando si pronunciano al voto, relativamente giovani, insomma, quelli che partecipano. Che cosa possiamo dire del contingente, dell'immediato recente? Purtroppo io devo parlare di storia, non posso parlare di economia o di politica, ma posso dire questo, che se come veneti, come cittadini, noi abbiamo il federalismo nei cromosomi, anche la storia nei suoi cromosomi ha il federalismo. Perché? Come governava Venezia? Noi dobbiamo farci una domanda. Com'è possibile che uno Stato come Venezia abbia potuto governare e restare in piedi senza cadere per quasi un millennio? Noi dobbiamo pensare che Venezia è durata 1000 anni, ma lo Stato veneto è durato mezzo millennio e non era uno Stato da poco, è uno Stato, se io ho tempo di parlare, che è stato riconosciuto da tutta l'Europa perché era una delle potenze d'Europa. E come governava allora? Se aveva etnie con lingue diverse, con religioni diverse, come poteva farlo? Più o meno come ha fatto come continuatore dell'impero romano. Cioè Roma come ha potuto governare? Semplicemente non dominando con la forza, dopo Traiano ovviamente, perché è da Adriano che cambia metodo, ma governando sulla proposizione. Quindi Venezia, man mano che governava i nuovi territori, non li occupava. Possiamo dire questo, che il metodo è la dedizione, se qualcuno conosce questo termine, cioè le varie province accettavano la dedizione o loro stessi si proponevano per la dedizione. Ma secondo lei questo è recuperabile? Perché questa è la storia dice tanto, questi valori sono recuperabili e riportabili nel contingente, perché la storia lascia il tempo che trova, insomma. Certo, noi abbiamo un esempio uno qui sente le vicino. radici di quello che è il presente. Abbiamo l'esempio della Svizzera. Mi sembra che Indipendenza Veneta stia più o meno sulla falsariga della Svizzera. Sta proponendo, già basta vedere come sono strutturati, non hanno un vertice, sono tutti orizzontali. E come lavora la Svizzera? Sono 26 cantoni, o meglio stati, che si riuniscono e decidono, per cui anche il discorso che diceva, non so il cognome, Marotta? Sì. Ecco Marotta, ma come puoi governare o decidere i cittadini? Certo che possono decidere. C'è la Svizzera che ce lo insegna, chi decide? Perfetto, allora so che Marotta ha qualcosa anche relativamente a questo. Io intanto al professore domanderei un chiarimento. Lei ha parlato spesso di Stato Veneto e poi parla di Venezia. Sì. A me risulta, anche a me dai libri di storia, che la Repubblica Serenissima era la Repubblica di Venezia. Non ho mai sentito parlare di una Repubblica Veneta, di un Veneto Stato, ma abbiamo sempre sentito parlare di Venezia come Repubblica Serenissima. È un dato di fatto, me lo dia anche se magari abbiamo idee diverse. Purtroppo devo contraddirla. Ecco, vabbè, mi contraddirà, però è un dato di fatto che la Repubblica Serenissima era Venezia. I Veneti erano un popolo sicuramente utilizzato dai veneziani per le finalità della Repubblica Serenissima. Poi che si siano federati, come dice lei, che si siano prestati, che abbiano fatto parte, si siano sentiti parti integranti, sono assolutamente convinto. Però la Repubblica era una Repubblica di veneziani. I veneziani super partes, non era una Repubblica del Veneto. Poi lei mi spiegherà, io sono qua ad ascoltare ben volentieri. Avvocato Fogliata, vuole intervenire un attimo solo? Sì, guardi, veramente io non so da dove cominciare, perché è triste vedere dopo tanti anni che si cerca di fare un po' di cultura, sentire certe tesi. Allora, cominciamo
Io in questo, mi perdono, non sono un politico, per cui mi perdoneranno tutti se ho poca diplomazia. Faccio il penalista. Ma ci fa piacere, ci fa piacere. Faccio solo il penalista. E del resto sono politicamente corretto, perché ricordo Cacciari negli anni 90 quando diceva stia zitto lei che avrà letto sia non libri tutta la sua vita. Per cui ecco, io più o meno mi colloco in questa dimensione e chiedo perdono. Ho sentito Pellagra, eccetera, è l'ora di finirla, perché la Pellagra nasce dopo l'unificazione italiana. Allora questo era lo Stato, uno tra i più ricchi d'Europa. Dopo il 1866 comincia l'emigrazione, tassa sul macinato e coscrizione obbligatoria, mettono in ginocchio il popolo veneto. La coscrizione obbligatoria fa sì che i contadini che hanno 5-6 figli si ritrovino, secondo una legge napoleonica ancora, di origine napoleonica, senza la capacità di coltivare i campi. Questa gente se ne va per 6, 7, 10 anni di servizio militare. Sulla Beresina Napoleone porta 30.000 veneti a morire e non se ne parla mai. Ed è una tradizione che l'Italia ha continuato gloriosamente con quella maledetta Prima Guerra Mondiale che adesso andiamo a celebrare, che ha sacrificato per nulla centinaia di migliaia di veneti, e io voglio dirlo con forza e coraggio e con orgoglio, perché io ho un nonno che è stato cavaliere di Vittorio Veneto. Chi mi dice tu non ricordi il Carso, io dico tu non ricordi il Carso, e vergognati, perché quei veneti che sono morti lì si rivolteranno nella tomba a vedere l'Italia come l'avete conciata. Oggi è il Veneto come l'avete ridotto. Primo, la Pellagra tenetevela per voi, è cosa italiana. Il secondo punto, Venezia è stato uno Stato federale, perché se Venezia ha fatto annessioni, scusi, i Savoia che cosa hanno fatto? No, ma io non No, mi perdoni, siccome però si dice per me sempre questa Venezia cosa, comunque non è Ferguson, il studioso Veneto, della è lingua, Venezia. io non l'ho mai interrotta, Sì, Marotta. scusi, io la scusi. leggo tanto sui giornali, condivido nulla di quello che lei dice, lei è persona onesta, però mi faccia parlare. Certo, Bene, scusi. la ringrazio. Allora, Ferguson, studioso scozzese della lingua veneta, dice che se vi è una regione italiana che ha un'unità linguistica, a differenza delle sciocchezze che sento dire continuamente in giro, è il Veneto. Perché noi ci figuriamo la differenza tra il vicentino e il veronese, eccetera. Per un glottologo è una lingua unica, ma non è una lingua unica costruita a tavolino come l'italiano nel XVI secolo, una koiné dialectos inventata da intellettuali, tra cui purtroppo Pietro Bembo veneziano, primo portatore di questa peste che poi ci ha portato al nazionalismo italiano. Ma è una lingua originaria ben più antica dell'italiano. È quello che diceva il catalano a Castelbrangodo, adesso sembra che lo spagnolo sia invece, noi che lo parlavamo prima siamo dei contadini. La stessa cosa vale per i veneti e i veneziani. Veneziani e veneti, è presto detto, i veneziani sono veneti dell'entroterra che vanno nelle lagune, ricreano uno Stato. Jacopo Figliasi, 1796, ma dovreste leggere però. Scrive Memorie dei Veneti primi e secondi, dove i Veneti primi sono i Veneti antichi e i Veneti secondi sono i Veneti che hanno ricreato la Repubblica Veneta. C'entra nulla il fatto che l'organizzazione di governo fosse aristocratica o, come dicono alcuni più tardi, oligarchica. Questo non conta nulla. Fatto si è che cultura, lingua, tradizione, società, politica, arte sono venete. E loro si consideravano veneti, scrivevano Stato Veneto, Armata Veneta, Flotta Veneta. Quindi cominciamo a mettere le categorie al loro posto. La pellagra e la miseria e l'emigrazione nascono nel Veneto dopo il 1866. Questa è una data precisa. Per cui vi prego, quando viene detto voi emigravate, sì, grazie a voi. Primo punto. Secondo punto, ecco, io mi appello veramente a lei perché lei fa parte della classe politica, quindi in un certo senso rappresenta anche me. Dico in un certo senso, non mi rappresenta affatto, però mi rappresenta sul piano istituzionale. Allora dico una cosa, siccome si è parlato anche prima di legalità, beh, guardate che la legalità, io faccio l'avvocato e insegno procedura penale, esistono le formule di Radbruch, si chiamavano. La legalità va valutata anche a seconda della tenuta nel momento in cui una società si evolve. Questa pretesa di imporre delle norme che varranno per quanto? Ancora 2000 anni? Quanto volete imporre l'articolo 5 della Costituzione sulla Repubblica una indivisibile? La volete fare per i prossimi 2 milioni di anni? Che idea è che questa civiltà abbia raggiunto un apice che non si può più modificare? Allora no, scusate, quando io sono preoccupato, quando sento intellettuali, e non è il suo caso, e politici che dicono, ah ma la Costituzione... Signori, lavorate per il popolo. Qui nessuno dice di prendere le armi, vi dice di essere onesti intellettualmente. Se c'è un popolo che dice vogliamo ragionare, non fare rivoluzioni, nulla di tutto ciò, vogliamo ragionare sulla tenuta di un'unità che nel nostro territorio ormai ha creato solo danni, guerre civili, disastri economici, vogliamo ragionarci un po' sopra o è un tabù? Vogliamo chiedere alla popolazione cosa ne pensa? Oppure in nome della democrazia impediamo al popolo di esprimerci? Perché questo dite voi. Voi state dicendo questo.
che in nome della democrazia e di una Costituzione che dovrebbe essere il tutore di quella democrazia, il popolo non si può esprimere. E questo è vergognoso. La trovo una contraddizione insopportabile, un'ipocrisia insopportabile. Dovete finirla. Dovete dire chiaro e tondo al professor Antonini, che è venuto a minacciarvi di norme penali, eccetera, che sono inesistenti perché financo la Repubblica Italiana ha fatto delle modifiche al codice penale fascista, tuttora in vigore, fascista, perché è del 30. Ha fatto le modifiche per cui a voi nessuna norma penale invocabile. Mi vergogno quando leggo giuristi che dicono ma vi si possono contestare i delitti contro la personalità dello Stato. No, solo con la violenza si pongono in essere i delitti contro la personalità dello Stato. Il resto la vostra è una responsabilità politica. Avete, e uso, mi scusi, il plurale, perché anche lei è espressione democratica di una tesi e un'antitesi, lei è l'antitesi, ma anche la sua antitesi è stata sottoposta a minaccia costante. Vi hanno minacciato di azioni penali, vi hanno minacciato la Corte dei Conti. Lei dice, perché il referendum, perché non è stata prevista la spesa? La paura. Siete pieni di paura. Non siete rappresentanti del popolo liberi. Sono mesi che vi dicono, che vi minacciano. E Ennio Fortuna, e Antonini, e Bertolisi continuano a minacciarvi in continuazione. Andate incontro a problemi costituzionali, penali. La Corte dei Conti vi mangia la casa. Parliamoci chiaro, ma è democrazia questa? Mi dica, è democrazia questa? Quando vi era lo Stato fascista, chi si opponeva alle leggi razziali veniva tacciato di essere illegale. Se io mi oppongo alle leggi del 38 sono contro la legalità. La legalità era quella dello Stato fascista. Questo è il fascismo dell'antifascismo e lei è uno dei principali rappresentanti. Lei e lei, quando voi fate questi discorsi, fate i discorsi ma mi scusi, ma a favore di un regime. Sì, ma adesso vi faccio ribadire. Mi fa da ridere questa posizione qua. A favore di un regime. Perfetto. È comica questa. Adesso vi faccio ribadire di sicuro, poi dalla parola È una anche... posizione comica, No, no? comico sarà lei. Occhio che io non ho usato questi termini, stia attento ai termini che usa. Vabbè, ma se Comico siamo sarà a questo lei. livello, Ma vedi, No, adesso vi faccio ribadire. Comico sarà lei. Fermi là. No, lei può dire che non è d'accordo, non che sono la posizione- No, la posizione comica è la sua. Perfetto. però io pensavo No, di no, ma le dà- partecipare a un ma- dibattito No, ma- un attimino più tranquillo, anche perché no, ma parliamo io di non trovo nulla democrazia, male. di espressione, Io non diciamo, trovo, così Io io non adesso- trovo nulla di Ma- male a parlare di indipendenza e anche di una legge che è stata approvata su cui io sono fermamente No, noi non contrario. siamo- Ma non questo s- non mi porta anche a dirle, mi permette. Gennaro, Sono noi non una- siamo tenuti ad avere un'opinione, No, questo è il no, problema. guarda, Noi siamo tenuti ad avere la vostra opinione, siamo liberi di pensare assolutamente. ma guardi, Perché, ma guardi, guarda, questo è. io in La Regione Costituzione. chiedo scusa. Il mio È stato di democrazia incostituzionale. però prevede che lei Dottor partecipi Fogliato, come no, cittadino lei come prima- io, lei come prima io, alzo la a voce. farsi eleggere. Ma per volta. Ha detto o nella legalità o non se ne parla. No, no, Qui- però certo, mi scusi, chi parla di secondo che se indipendenza uno- è Ma lei illegale. fa una- Qui non lei- se ne lei fa parla. la professione Qui che non deve- se ne parla. lei fa una professione No, ma non è illegale che- discutere di democrazia in Sì, politica, no, ma non è scusi, illegale. dottor Allora, Fogliato, fermi là. però Vabbè, io vorrei insomma. farle presente che approvare una legge, io vorrei tornare sulle Sì, cose prego. pratiche, approvare una legge per fare una consultazione referendaria per l'indipendenza a 9 mesi, 12 mesi dalla fine di una legislatura che ha visto governare il Veneto il presidente leghista, con un gruppo di leghisti importante in Consiglio regionale, con un centrodestra che prima, guardi che fino a poco tempo fa il centrodestra non avrebbe votato per questa Per me legge. non è- questo non è un Hanno problema votato politico. adesso perché gli fa comodo, ma non avrebbero votato, avrebbero votato con gli, come dice lei, gli italiani. Poi Sì. mi permetta una sola obiezione al suo discorso. Lei ha detto che qui sono morte centinaia di migliaia di veneti. Mi scusi, sono morti anche tanti centinaia Sì, di migliaia di tutti, ma io italiani parlavo per che il- sono Lei- venuti no, qua a sporcare sì, col sì, sangue, sì, a nulla, lasciare il per sangue. nulla, Lei potrà avere per ragione sul nulla, nulla, per nulla. però lei ha fatto un'affermazione importante, ha detto i veneti, come per dire che gli Io altri parlavo, non c'erano. no, guarda, meno male. Lascio no, ribattere guarda, subito, perfetto. avvocato. No, Sì, perché- ma no, prima del scusa, pubblicità, il però se come no- dire che è un'interpretazione sua No, e del no, tutta ma va sua. bene, va Io non bene, ho detto va questo. bene, va bene, perfetto, bravo. Professore, Vi do la però parola anche mi all'avvocato. scusi. Sì, No, sì, le faccio solo una ribadire. precisazione, se parliamo non è solo un indipendenza, problema cioè- di rispetto, oltre che di, come si può dire, esprimere le proprie opinioni in forma libera, no? Lei lo fa e lo fanno anche gli altri, però lei non può pregiudizialmente dire che si è dentro a un meccanismo culturale rifiutando. Io dentro alla proposta dell'indipendentismo, se si fa il referendum e c'è una espressione del popolo, io sono democratico fino in fondo.
Mi fa piacere. Non sto facendo un ragionamento che va al di là e al di sopra, ma lei però mi dovrebbe insegnare. Io parlavo della pregiudiziale che si dice non si può fare perché è incostituzionale. Mi scusi, ma lei mi dovrebbe insegnare, non solo per l'attività che svolge, ma perché insegna anche agli altri, che dentro alla legalità, cioè a quello che dettano le leggi, dentro a quel quadro ci si deve muovere, non al di fuori di questo. Ma cosa vuol dire quel quadro? Cioè, cominciamo a ragionare. Io non faccio interpretazioni su questo. Ma allora lei stia lì, mi lasci parlare, lei ha già detto la sua. Ma mi scusi, io ho detto prima che lei esprime la sua opinione, come ce ne sono altri, lei ha fatto alcuni esempi, no? Di esimi professori e via dicendo che la pensano diversamente da lei, che lei li traccia in un certo modo. Allora, le opinioni, fino a prova contraria, quando vanno verificate attraverso la legalità, no, ci sono degli istituti che definiscono se è legale o meno che il popolo debba pronunciarsi, fatto, non è un'opinione, è esercizio di democrazia. Sì, ma il popolo si pronuncia anche tramite i suoi rappresentanti istituzionali. Lei ha parlato di istituzioni, ma il Parlamento... Ma non a prescindere. Vabbè, andiamo in pubblicità pochi secondi. Pubblicità. Pubblicità. Ma giochino di...